Buonasera a tutti e benvenuti a questo appuntamento serale con Archeosarabus Live. Ciao Martino, come stai? Sono qui Ciao, con ciao, Martino. ciao, buonasera. Bene, bene, grazie. Ok, e questo è già come dire una buona cosa, si sta bene. Martino, come potete vedere, è in buona compagnia, immerso nelle sue pietre, Sì, sì, proprio quelle tra l'altro avevo pietrerine. anche tutto il pomeriggio immerso nelle pietre, visto che sono andato a No, vedere un sito nuovo. non so se vorrei raccontarci qualcosa o lasciamo sempre nell'ombra, nella penombra la cosa. Sì, vabbè, qualcosa la posso dire, nel senso che comunque come ormai facciamo già da un po' di tempo, soprattutto noi piloti di droni, no? Io e te, Marco. Eh, Cerchiamo di sia toglierci le curiosità, no? le ore di svago le passiamo volando a destra e a manca cercando roba nuova. E qualche settimana fa, forse 2 settimane fa, mi incuriosito. Vabbè, avevo già questa mezza idea che mancasse un tassello in una zona qui vicino a Muravera. Allora ho mandato il drone e ho visto che c'erano dei muri sospetti e quindi oggi sono andato a verificare se poteva essere il sospetto, poteva diventare pure una roba concreta. E Ok. Eh, ok. allora, Oggi perché siamo qua? Oggi siamo qua per parlarvi di quella che abbiamo denominato la triade del Monte Suzzipiri. Del Suzzipiri che si trova nel comune, nel territorio di Moravera. A te Martino, anzi vorrei dire una cosa, io non ci sono mai stato, quindi sono nei tuoi occhi e nelle tue mani. ah, ok. Va bene, allora il Monte Suzzipili è una collina che praticamente si sviluppa parallela alla costa di Conostra, Saguazighedda, Torre Salinas, che è praticamente il confine est della Valle di Senni, una valle dove ci sono diversi insediamenti. Una valle, diciamo che è una valle che ripropone un po' uno schema che c'è anche da altre parti qua nel Sarrabus. Ehm, e questa valle è coronata da queste colline, tra cui Suzzipiri, in cui ci sono tanti siti archeologici. In Suzzipiri, nello specifico, ce ne sono sicuramente di epoca nuragica, parlo di sopra Suzzipiri, ce ne sono sicuramente quattro, Ok. che è il Saquasecis, il nuraghe complesso di Saquasecis, che è bellissimo. Abbiamo Mm. fatto il documentario da poco, l'abbiamo pubblicato. Esatto, quindi Con trovate la il video, il video completo su YouTube, ma anche tutti gli altri, però questo qua è uscito qualche settimana fa, poche settimane fa, per cui andate a recuperarlo. Dopodiché magari un giorno parleremo proprio del Sacco Azecis, che è un monumento importante. Ah, anzi, Marco, se vuoi mentre spiego queste cose, mettere boh, tipo Google Earth, così vediamo. Ok. Ehm, E stavo dicendo Saquasecis, poi c'è la Sacco tomba, il Azecis. resto della tomba, e invece dall'altro lato di questa collina c'è la tomba dei giganti di Suzzipiri, appunto, e l'insediamento. E giù, invece, a valle, ai piedi di questa collina, sono state segnalate tre sepolture, di cui una Domus de Janas e due tombe ipogei, che ne parla Roberto Ledda nel suo libro, nel censimento nel territorio del comune di Muravera. Mhm. Vi dico la verità, io ne ho trovato solo una, me l'ha indicata il pastore che pascola lì. Le altre due non le ho ancora trovate, quindi ci dovrò dedicare del tempo. Ok, Que- eh, facciamo un bello zoom, no? Togliamo tutti i punti, così rimane un po' più esatto, così non ordinato. scopriamo troppo. Sì, E come dicevo, confina diciamo che è un confine naturale di questa valle, eccola qua, mentre dall'altra parte ci sono poi gli insediamenti di Saspadu a Santoro, che è gigantesco e bellissimo. Un giorno faremo una puntata su Santoro perché è un sito meraviglioso, sì, già. bellissimo. Cioè il nome ti fa capire Santoro, o Santoru, cioè il santuario dovrebbe essere quello, insomma, dal Penso di latino. sì. Fa venire in mente Santa Santorum, no? Credo che sia. Esatto, ehm, esattamente in questo punto qua, esatto, è qui, più giù. e questo Esatto, si trova in Santoro. questa zona qua.
E questa, se Mentre mi su Zipiri è confermi, dall'altro lato, è la esatto, Valle dei nella parte. Senni, giusto? Senni. Esatto. E poi qua invece ci abbiamo i Suzzipiri, questo è Monte Sì, che è un po' Suzzipiri, più. Esatto. tu che prende tutto questo, giusto? Esatto. E invece questo qui è, è la salina La salina. La salina di Colostrai, La salina di giusto? Colostrai, esatto. Esatto. Ok, e La quindi salina stavo... Torre Salinas, no, lo Torre stadio di Colostrai Salinas. è più giù. Scusa, no, Perché mi Torre sta. Salinas sarà più bello, magari un giorno, anzi un giorno, sarà sicuramente un approfondimento che faremo su non solo nuragico, andremo anche più avanti nel tempo, insomma ci trasferiamo nel 1400-1500 dopo Cristo, e parleremo magari anche di queste torri che impregnano le nostre coste, le coste sarde. Tra cui Sì, c'è tra l'altro lì questa dove qua. stai segnalando tu, c'è, oltre alla torre spagnola, c'è in sito una fortezza punica sopra, e nell'altra collina, dall'altra parte della strada, c'era l'insediamento di Zianto e... come si chiama? Zianton, Peppi. no, Aspetta, aspetta. Anton i Fa... Beppi, Zianton i Beppi, Zio Zianton i Peppi, Beppi, senza eccolo il qua. zio. Zio Anton i Antonio. Beppi. Ci sta, Eh? vabbè, perché vi spieghiamo in Sardegna, vabbè, zio è un titolo onorifico, cioè che si dà alle persone di un certo, di una certa età, persone importanti. Zio Antonio Beppi, e lei ti viene così in automatico, ma se ci pensi, chissà perché si chiama zio Antonio, cioè scusa, Antonio Beppi, sarà perché ci viene su zio, cioè c'era, c'era lo zio lì, il zio Antonio Beppi, altrimenti non c'ha Sì, sì. senso. Non c'ha senso Sì, questa sì, cosa. sicuramente, sì, sicuramente il toponimo è dato da qualcuno che era lì. Eccolo là, qua abbiamo i tre siti, la tomba, non voglio anticipare nulla perché poi parleremo nello specifico dei tre siti che sono particolarissimi, a parte, vabbè, la Domus de Gianas che comunque è una domus tradizionale, però i siti di sopra hanno delle caratteristiche che un po', ecco, ci esaltano, no? Ci hanno fatto Sì. innamorare di loro. Ci fanno cosa? Diventare melanzanici, ok. I nostri Esatto. amici ci capiranno. Comunque, come potete vedere, crea un triangolo che, ragazzi, veramente è bellissimo da visitare tutti logicamente nello stesso giorno. Logicamente se non volete fare uno studio approfondito del singolo sito, anche perché la Domo di per sé non richiede tantissimo tempo per arrivarci, neanche per visitarla. La Domo è più che altro scenario, un bellissimo scenario, già da lì si vede tutto lo stagno, le saline, ma in realtà da tutte le parti li vedi stagno, saline, eccetera, eccetera. Certo è un po' più basso rispetto alle altre, vero? Sì, sì, Dopodiché sì. la passeggiata, insomma, di questi tre punti è molto bella anche per gli appassionati della semplice, per farsi una bella camminata così nel fine settimana, sbaglio. Sì, guarda, per arrivare su alla tomba ci vogliono una decina di minuti, più o meno, 12 fai. Tra l'altro c'è un sentiero tracciato che ha tracciato Cesare, il pastore, che è lì, quello vile che si vede sotto, e lui anzi è contento se la gente va a visitarli. Eh, e per arrivare poi al nuraghe, lì bisognerebbe un po' sistemarlo il sentierino perché non è proprio scontatissimo. Ok, C'è, però quindi bisognerebbe un po' in futuro ci dovremmo dare da fare, insomma. esatto. Tra l'altro, vabbè, la tomba e il nuraghe abbiamo fatto l'anno scorso una giornata di pulizia, quindi adesso sono visibili bene e quindi, vabbè, tanto poi lo vedremo nel dettaglio. Esatto, sì. Lo vedremo nel dettaglio. Ma adesso cosa ne pensi, Martino? Il nostro carissimo presidente ci ha mandato un video. Lo trasmettiamo? Sì, sì, Allora, settimana scorsa avete imparato a conoscere il nostro presidentissimo dell'associazione Limen Sarrabos Gerrei, che interviene sempre per quanto riguarda i toponimi, e oggi ci spiegherà il significato della parola
Zippiri. Vai col filmato? Vai con liscio. Ciao a tutti, oggi il mio Ecco. intervento lo terrò dalla bellissima e assolata città di Cagliari. Andiamo dritti al punto. Che cos'è su Zippiri? Eccolo qua su Zippiri. Su Zippiri è il rosmarino, che qui troviamo una bellissima siepe lavorata. Siamo nell'orto dei Cappuccini a Cagliari, ma noi sarrabesi abbiamo la fortuna di trovarlo anche allo stato selvatico. Però curiosamente non si trova proprio nel Monte dei Suzzipiri che stiamo andando a trattare oggi. L'origine di questa parola, di Zippiri, è fenicio-punica, assieme ad altre parole come Mizza e Zinnipiri, rispettivamente sorgente e ginepro. Linea allo studio. Grazie Dani per la tua spiegazione. Come potete vedere, Danilo sta sempre in giro. Un giorno vi spiegheremo il perché era in giro a Cagliari. Ok. Sembra una cosa segreto di Stato. Va bene, su Zippiri quindi come dice Danilo vuol dire rosmarino, ma di rosmarino non ne abbiamo mai visto noi su Zippiri, quindi non so se Che magari no. nei secoli c'è stato un cambio di cultura. Non so, Esatto. Ma è come tipo Sudasuru, come spiegava Giuseppe questo fine settimana, se vuoi, se vuoi spiegare cosa è successo questo fine settimana, cioè almeno ricordare per quelli che non hanno visto gli altri nostri appuntamenti, che cos'è Sudasuru, o comunque cosa ha detto il nostro carissimo Giuseppe. Giuseppe, sì, vabbè, la settimana scorsa abbiamo fatto una escursione, una visita guidata con le nostre guide socie, abbiamo un'associazione delle guide, nel caso erano Mara e Giuseppe, che hanno fatto visitare gli insediamenti e diciamo, i siti del monte di San Briamo, tra cui Mhm. questo nuraghe che è molto bello, che è un nuraghe complesso, tra l'altro ne rimane anche una buona parte intatta, che si chiama Sudasuru e quindi la Laterno. Peccato che a Laterno non ce n'è lì Non in ce quella n'è. zona. Intanto ci saluta Federico. Ciao Federico e Ciao. benvenuto nella diretta. Ah, Allora, cosa ne dici se invece facciamo partire i nostri 2 minuti dove diamo le spiegazioni generali, si vedono anche le immagini dei vari siti. Da quale partiamo? A te, maestro. partiamo dalla Domus de Janas. Dalla DDJ. Domus de DDJ, quindi Gian, partiamo dalla dal basso, DDJ. andiamo verso. Nice. Vediamo un po'. E cara Domus de Janas, ti vediamo. Ciao amici di Archeo Sarrabus, Che è io sono successo? Martino. Oggi vi presentiamo la No, no, in realtà aspetta, Problema fermi tu, gigante. fermi tutti, è partito gigante, perché è cambiato formato, un maledetto formato. Allora, eh, vai, facciamo così, aspetta, questo mi ha preso impreparato il formato diverso, maledetto. Vabbè. Sono i rischi del mestiere, dai. Esatto, Ecco qua. la rischiamo dura qua, Tino, proprio. Vabbè. Ed ecco qua zio Martino, ce lo mettiamo così in mezzo, mettiamo l'audio. Allora, adesso sì che si può partire. Buona visione. Ciao amici di Archeo Sarrabus, io sono Martino. Oggi vi presentiamo la Domus de Janas de Suzzipiri in 5 punti. Noi siamo in muti, giusto? Prima di iniziare vi invito a seguire le nostre pagine su Facebook, su Instagram, su YouTube, su TikTok ovviamente, mettere mi piace, seguici e condividere i nostri contenuti. La Domus de Janas è una sepoltura singola tipica della Sardegna del Neolitico. Rappresentava l'abitazione in cui la salma, l'anima del morto, continuava la sua vita dopo la morte. Infatti era usanza seppellire insieme alla salma anche oggetti di uso quotidiano e del cibo. La Domus de Janas de Suzzipiri è realizzata, è scavata in un grosso blocco di granito del monte Suzzipiri, in cui ci sono tra l'altro altri due insediamenti, però di epoca nuragica, la tomba dei giganti e
e l'insediamento, il nuraghe. È a pochi passi dalla salina di Torre Salinas e dalle lagune di Colostrai e di Ferrage. La pianta di questa Domus de Janas è di tipo tradizionale, quindi con due celle, l'antecella e la cella. Il deposito di terra non consentono di capire se di fronte c'è il corridoio rituale, la dromos, l'antecella di piccole dimensioni tondeggiante, mentre la cella dove veniva appunto depositata la salma di forma quadrangolare un po' più grande. Una curiosità: nella parete della cella sono ancora visibili i segni dello scalpello di chi ha realizzato questa sepoltura, una cosa molto curiosa e molto bella da vedere. Ok, bene, qua vi abbiamo mostrato un altro format che creiamo per i social, che in pochissimi minuti insomma vi danno una piccola finestra su tutti i siti archeologici più interessanti del nostro territorio. Ok, Marti, a te la parola. Sì, allora, vabbè, questa Domus possiamo mettere anche qualche foto in sovrimpressione, così magari riusciamo Esatto. meglio Nel diciamo, a frattempo dare... io, Allora, io ti mostro. questa Domus, come dicevamo, è a livello diciamo, a livello del mare quasi, ma è molto in basso nella collina, costruita su questo grandissimo blocco di granito, l'avete visto nel video, che è bellissimo, no? Si vede, ed è una domus tradizionale, quindi con due celle, l'antecella e la cella sono chiarissime, di forma ovale, quasi tra il rettangolare e l'ovale. La cella è più grande, leggermente più grande dell'antecella. Non si ha la possibilità di capire se c'è la dromos davanti, quindi il corridoio rituale, perché è completamente coperta dalla terra. Tra l'altro, le ultime alluvioni l'hanno finita quasi di coprire, quindi è difficile poi da capire. Come dicevo, ha una curiosità su questa Domus, ma anche su qualcun'altra che abbiamo qua in zona, è che sono visibili i segni dello scalpello di chi le ha realizzate, e quindi come entri hai c'è questa parete graffiata bellissima. E niente, Esatto, come adesso vedremo dicevo, le diverse immagini, ecco. ok, Vedete il grande blocco di granito dove è situato, si vede bene, è proprio, guarda, è massiccio, direi, no? sì, sì, un blocco unico, questo sulla destra, e sulla base, da qui non si vede, coperta dalla No, neanche si vede. vegetazione. Eh, No, Esatto, non è questa, fai vedere. eccola Ah, qua, la vedi, la ah, vedi. eccola qua. Vedete che è quasi completamente coperta di terra. Io mi Esatto. sono dovuto infilare strisciando per cercare di infilare la testa soltanto, Infatti, mezzo busto, giusto per io vi illuminare la consiglio sfondata e fare delle di vedere fotografie. come Martina è agile nel movimento guardando il video lì sul nostro canale YouTube. Esatto, Scooby. Eh, Eh cosa sì, c'è? questo qui no, sto facendo vedere anche i video. Ah, ecco. Guarda, guarda che bello questo. Questo qua c'è un allontanamento dalla, dalla roccia della Domo. Guardate, ma tutte le Sì, rocce sì. che stanno intorno sono fantastiche, tutte forate, insomma. Martino Cioè, conosce ho bene visto appena... Ma eh, scusa, ma questo buco che c'è sopra qua... dove aspetta. Marco, Di sulla cosa stai destra in parlando? alto, sembra di vedere un buco. Lì, bravo. L'ho notata Ma, anch'io. Rivediamo il video ma da capo, replay. mi tocca riandarci. Beh, ascoltami, noi abbiamo stavi dicendo prima che in realtà ci mancano due tombe a tafone, giusto? Quindi sempre due Sì. fori nella pietra. Eh, mm. È abbastanza in alto però, cioè non è a livello della terra questo, Marti. Ma non so, no, ma non sono vicine. Anche Roberto Ledda non dice che sono vicine, quindi... Vedi, guarda, aspetta.
Però qua, No, 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 no. No, vabbè, è curioso, però non ha, no, no, curioso, ma sembrano comunque, vabbè, sì. sa da fare, nel senso che secondo me un giretto anche sopra bisogna continuare, vedo che qua se non sbaglio continua anche una sorta di mezzo sentierino verso l'alto, no? Sì, perché poi lì c'è il sentierino che porta alla tomba. C'è la possibilità di fare un percorso, capito, unico, da qui puoi salire verso la tomba. Mhm. Eh, ecco, sì, sì, esatto, vedi? Poi questo qua sale su e si ricollega al sentiero che porta alla tomba e al nuraghe. Abbiamo cercato di fare una cosa che sia, capito, semplice da percorrere. Eh sì, guardate che bello, questo qui è proprio un... Non è bassissimo come monte se non sbaglio, cioè c'è un bello stacco dal livello base. Sì, sì. Questi sono tutti i video fatti da Martino prima di andare a visitarla, se non sbaglio questo. Sì, Quindi sono esatto, perché comunque qui vabbè, sono andato a colpo sicuro perché poi Cesare, il pastore, me l'ha fatta vedere lui, esatto, mi ha detto vieni che ti faccio vedere Saluta de Sant'Uvimo, mm, perché? Perché, come dicevamo la settimana scorsa, ai ragazzi, le persone che sono venute a fare il sentiero primitivo di San Priamo, non c'è solo la Domus de Janas dentro la chiesa di San Priamo, che denominata la la leggenda chiesa, dice cioè, che abbia scritto. Esatto, c'è una chiesa che è stata costruita, per chi non lo sapesse, è stata costruita intorno a una Domus de Janas in cui la leggenda narra che il santo, durante il suo pellegrinaggio, si rifugiò per ripararsi. Ma nel Sarrabus ci sono altre due Domus de Janas che la leggenda dice abbiano ospitato San Priamo. Una è esatto. la Domus de Janas di Punta Madau, che è praticamente quella collina che c'è all'incrocio Tra Olia eh, Speciosa di Oria che va Speciosa, verso Costa esatto, Resi. lo svincolo, ah, c'è una zanzara, lo svincolo di Oria Ancora Speciosa, zanzare. l'altro invece è questa qua. Ah? Il 27 E la di ottobre ancora zanzare. Pudesce. procedura che la chiamano, questa qui Saluta de Sant'Uvimo, tra l'altro. Mm, sì, sì. Quindi tre Ma grotte di San Priamo. non arrivate Quindi, Girus, magari scusami, perché doveva stare sempre in una grotta? Le avrà girate tutte, no? Pellegrinaggio tra c'è. grotta e grotta. Poi alla fine magari Appunto. se è morto lì a Sant'Ubilimo, però è Magari morto a tutti San Priamo. volevano rivendicarne, capito, l'ospitalità. Esatto. E tu non l'avresti Ok, ospitato a San Priamo Martire, no? sì. Sì. Cosa facciamo? Saliamo? Direi di salire, quindi passiamo al prossimo sito. Il prossimo sito è l'insediamento? Il prossimo sito è la tomba dei giganti, perché noi salendo su questo sentiero Ok, perfetto. arriviamo prima alla tomba e la tomba è molto particolare, io ci sono molto legato perché è una tomba dei giganti, quindi stiamo parlando di un periodo completamente diverso, sono passati circa 1000 anni, da 1500 anni dalla Domus de Janas, quindi nel frattempo sono successe un Ciao sacco amici di di Archeo cose. Sarra. E, e infatti adesso come farò a vedere il video, anzi vediamo il video e poi dico quello che stavo dicendo. Ce l'hai già, tanto, vero? È pronto. Parte? Vai, Adesso c'è anche la vai. dimensione giusta. Prima era gigante, adesso entra dentro. Quindi via. Ciao amici di Archeo Sarrabus, io sono Martino. E io sono Marco e vi presentiamo la tomba dei giganti dei Zuzzipidi in 5 punti. Prima di iniziare vi invito a seguirci sulle nostre pagine social, Facebook, Instagram, sulla nostra pagina YouTube dove troverete i video completi delle nostre escursioni e ovviamente su TikTok. Le tombe dei giganti sono delle sepolture collettive tipiche della Sardegna dell'età del bronzo nuragico.
La tomba dei Suzzipiri si trova nel monte omonimo. Questa sepoltura era funzionale all'insediamento nuragico che si trova a poca distanza sempre nello stesso monte, dove troviamo anche la Domus de Janas di cui abbiamo già parlato. Il materiale di costruzione sono grossi blocchi di granito del posto che abbondano sul monte Suzzipiri. È stata realizzata partendo da un tafone naturale che probabilmente era utilizzato anch'esso come sepoltura in epoca neolitica. È costituito da un corridoio sepolcrale con pareti oblique su cui sono state poggiate delle grosse pietre a formare un soffitto a piatta banda. È da una struttura semiovale che si trova all'ingresso e che si sviluppa in direzione nord-sud. Raggiungerla non è difficile, basta percorrere la vecchia 125 e svoltare nella zona Savruntera, in pratica davanti alle saline di Torre Salinas. E dopo aver parcheggiato basterà percorrere un sentiero ben tracciato con un grandissimo dislivello che in 15 minuti, in una media di 15 minuti, ci porterà sopra per poterci gustare il sito. La tomba è orientata verso ovest, stranamente, perché di solito questo tipo di sepolture hanno un orientamento verso est-sud-est. Troverete il documentario completo sul nostro canale YouTube. A presto, ciao! Bene, siamo tornati. Bene. Come avrete potuto vedere, questa Domus de Janas... No, ma che Domus de Janas. Questo perché ti sei infilato troppo dentro e ci sei rimasto incastrato. Scira Martino. Allora, siamo arrivati alla tomba dei giganti. Molto Come particolare. potete vedere, questa bellissima tomba dei giganti ha ok. delle Andiamo diverse con le caratteristiche, foto. le ho dette anche nel video. Le abbiamo Esatto. enunciate con Marco. Intanto la curiosità, vabbè, a parte che è una tomba piccolina, non è molto grande, anche se è bella definita, c'è una bella esedra. Esatto, Anche- adesso da- la vedrete ancora più zoomata, no? Ecco, ma la prima particolarità è che praticamente è stata realizzata sfruttando un tafone naturale e non ce ne sono tantissime in Sardegna così. Vedete questo tafone che tra l'altro nella parte diciamo a nord ha un buco che è stato chiuso con delle pietre e quindi non so, si potrebbe anche pensare che servisse per inumare i corpi, i cadaveri, considerato che per chi non lo sapesse, la sepoltura dei corpi nelle tombe dei giganti non avveniva mai dalla porta d'ingresso, ma venivano inumati da una porta laterale che poteva essere o sopra, comunque sempre dalla parte di dietro. Mhm. E quindi potrebbe essere che questo buco magari non lo so, sono tutte ipotesi perché comunque sono siti che non sono studiati, quindi non abbiamo grandissimi riferimenti bibliografici, scientifici. Può darsi che fosse magari una sepoltura a tafone e che magari Esatto. una parte sia crollata nel tempo, perché comunque è un granito molto delicato, molto friabile, che sia crollata e da lì abbiano poi continuato a utilizzarla come sepoltura, adattandola però con i canoni dell'epoca che erano la tomba dei giganti, appunto. Ok, quindi Come allora vedete, le sedre anzi, mi potresti fare così per tutti i profani, ricordare che cos'è un tafone, vabbè, è abbastanza visibile qua, c'è uno bello stampo in San Rocca, in Saverda, un bel buco nella pietra, insomma. Sì, i taffoni sono taffoni naturali, lì quella montagna è piena, che venivano utilizzati poi come sepolture, quindi veniva disposta la salma all'interno, in una posizione fettale, e è chiusa poi la sepoltura. Lì ce ne sono, infatti giù dove abbiamo detto che c'è la Domus de Janas, ce ne sono due di sepolture a taffone naturale. Invece poi vediamo dall'altra parte della struttura molto caratteristica è questa sorta di mezzaluna che però qua è abbastanza rovinata nella zona sud della tomba, che però guardate com'è ben definita invece dalla parte nord, dalla parte sinistra in questo caso. Non ci sono ancora Sì. stato io. Guarda, è come dire, è come leggere un coso, un romanzo, grazie ad Ah, Archeosarrabus. Cioè, nel senso, immagino la bellezza del posto, anche se le immagini sono abbastanza esplicative, però deve essere bello, veramente bello.
Tra l'altro, allora, davanti, Marco, se tu nuoti proprio davanti alla... No, poi zoom, ecco, guarda dove c'è la manina, scendi poco verso terra, lì si vede, no, no, si vede sotto quelle due pietre lì, si vede un pietrone grande che è completamente sepolto. Quella è la trave d'ingresso, cioè Ma quindi lì ci questo sono dici? almeno... Sì, se tu guardi dall'altra parte, se tu entri dentro la tomba, che è molto più Mhm. profonda, si vede chiaramente che quello è il trafone d'ingresso, quindi lì ci sono come minimo un metro di terra che la coprono. Ok, quindi qua è ancora bella, ben coperta, diciamo. Sì, Lo vediamo anche dall'alto, guardate un po'. Vedete, è vedi, tra l'altro è più piatta profonda di bandato. te. Quelle Mhm. sì, sono le piatabande, sì. Sì, sono dei pietroni piatti molto grandi che venivano utilizzati per chiudere la parte alta della tomba, insomma, in questo caso della tomba dei giganti. Sì, sì, per Eh, realizzare il io sto sbadigliando, mica. Ci sto stanco. e dillo cosa hai fatto stamattina. Al lavoro, giusto? Vabbè. Giusto. E questa pietra qua dietro invece cos'è? Niente. No, Scherzo. niente, le abbiamo guardate, ma non abbiamo trovato niente di, diciamo, di interessante. Questo è il sito prima che intervenissimo, perché come abbiamo detto prima, abbiamo fatto l'anno scorso un lavoro di pulizia del sito. Diciamo che è una parte, diciamo, è uno dei progetti di Limne Archiossarrabus, è quello di rendere fruibili i siti. Quindi l'anno scorso abbiamo fatto circa 10 siti, abbiamo pulito. Sì, Abbiamo sì, fatto sì, sul sito, sì, abbiamo fatto assolutamente. una decina tra Muravera San Vito, Villapuzzo e Castiadas. Ho fatto una bella ginnastica, insomma. Quest'anno ci proponiamo di arrivare fino a Villa Simius. Dobbiamo Se conquistare ci voglia, l'altra parte della montagna. Comunque, assolutamente. qua guardate, si vede ancora meglio il tafone. Qua entriamo, ma guardate che vista dietro. Guardate un po', cioè ragazzi, cioè, è una passeggiata da fare questa. E poi non lo so, se ci contattate sulle nostre pagine social siamo disponibili, veniamo, vi accompagniamo a farci una passeggiata così tutti insieme, se non sei al lavoro. Tanto siamo Sveglia, sempre in giro comunque noi, quindi... sveglia. Cosa vediamo qua in questa foto? Oh, da questa foto invece vediamo invece l'insediamento e il nuraghe. Perché Molto dico bene. insediamento in nuraghe? Perché oltre a questo nuraghe che era abbastanza grande, un nuraghe complesso, di cui resta sicuramente visibile una parte della torre centrale, più dei muri di contorno, probabilmente dei bastioni, non si capisce se c'erano altre torri, perché diciamo, la parte esterna alla torre è abbastanza crollata, però Ma tutto intorno ci sono i resti di un villaggio gigante, enorme, ok, di cui resta... lo lasciamo dire al video e poi andiamo sul dettaglio. Però questo qui in pratica mi confermi che è la vista dalla tomba dei giganti che dà verso l'insediamento, giusto? No, 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 no? no, perché praticamente tra la tomba dei giganti e il nuraghe c'è una collinetta rocciosa. Ah, quindi questa qui è la Questo è collina. da sopra la collinetta rocciosa, Ok, ma quanto dista in totale alla fine tra uno e l'altro? ma A saranno 100 spalle. metri. Sì, Quanto? sì, 100 200? metri. No, 100 metri secondo me, centinaio di metri. Non lo so, bisognerebbe vedere su... Aspetta, adesso guardiamo su Google Earth. Effettivamente dopo, Sì. dai, dopo lo riapriamo e facciamo una misurazione insieme, no? Questo è il Ah, nostro ok. Fabio, il nostro amico Fabio che spunta così, Sul lo socio. salutiamo, il socio che accompagna, ve lo vedrete anche nei filmati, sempre sul nostro canale YouTube e un giorno spero voglia partecipare in diretta con noi. Grande Fabio, ed ecco qua. Quindi, Marti, posso dare il via al video? Sì, sì. Let's go, l'insediamento di Monte Suzzipiri, a voi. Ciao amici di Archeosarrabus, io sono Marco. Io sono Martino. Oggi vi presenterò l'insediamento e il nuraghe del Monte Suzzipiri in 5 punti.
Prima di iniziare vi invito a seguirci nelle nostre pagine social TikTok, Facebook, Instagram e YouTube. Metti mi piace e condividi i nostri contenuti. Il sito si sviluppa sull'estremità sud del Monte Suzzipiri, a un'altezza di 68 metri sul livello del mare, ed è affacciato sulle splendide lagune di Colostrai e di Feragi. Il materiale di costruzione è il granito, di cui il Monte Suzzipiri abbonda, e le pietre dei muri sono lavorate e sono poste in filari regolari con l'utilizzo di zeppe dello stesso materiale. La struttura è chiaramente complessa. Intorno alla torre centrale, almeno per quello che si vede, intorno alla torre centrale si sviluppa un rifascio che probabilmente comprendeva anche un altro ambiente, e tutto intorno sono visibili ancora i resti di un grande insediamento di cui resta una capanna ancora ben visibile. Non è possibile decifrare l'ingresso a causa del crollo, che di solito veniva realizzata nella parete est-sud-est. Questo insediamento chiude la serie dei siti archeologici del Monte Suzzipiri, che noi chiamiamo la Triade dei Suzzipiri. Il nostro consiglio è quello di visitarli tutti e tre nello stesso giorno, partendo dalla Domo de Janas, che si trova a livello più basso, per poi spostarci verso il nuraghe e per poi concludere la visita con la tomba dei giganti. La dimensione del villaggio tutto intorno ci fa capire che aveva un'importanza strategica questo insediamento. Tra l'altro controlla l'ingresso della Valle di Senni, in cui sono presenti altri siti. Troverete il documentario completo sul nostro canale YouTube. A presto, ciao! Ed ecco qua, ma abbiamo un nuovo salutiamo follower. il nostro nuovo follower. E chi c'è? Chi è Ne entrato abbiamo così? appena citato, Fabio. Fabio, Abbiamo ma appena sei citato. entrato in ritardo. Allora, ti consiglio di rivederti la replica di questa puntata per vedere le tue foto. Mi raccomando, non denunciarci per aver utilizzato materiali inappropriati così indebitamente. Comunque, stavo parlando, ti sei perso, ti sei autoperso. Benvenuto nel nostro canale Twitch. Allora, stiamo parlando dell'insediamento. Come al solito, Martino, a te la parola, io metto qualche immagine. Sì, l'insediamento, come dicevo, molto importante sicuramente perché per le dimensioni, ma poi una cosa che mi piace di questo insediamento è che il nuraghe è fatto con una tecnica costruttiva che è abbastanza elaborata, no? Non è come, diciamo, i nuraghi a cui, diciamo, la maggior parte dei nuraghi che ci sono qua, che comunque la costruzione, le pietre non sono lavorate, perché comunque il materiale comune è il granito qua, quindi un materiale molto duro, difficile da lavorare. Quindi le pietre sono sbozzate, sono semilavorate, e invece qua, come si può vedere da questa immagine, i filari sono costruiti in maniera accurata. Quella è la torre centrale, quella lì. Tra l'altro c'è delle opere murarie che arrivano fino a quello strapiombo, nella foto di prima. Esatto, quindi come se ci fosse, diciamo, un piano sopra che fosse utilizzato, non lo so, magari Questo. come il Re Leone. Lo vedi lo strapiombo che c'è qui sulla parte destra, quella Sì, sì. roccia piatta? Esatto. Lì ci sono dei muri che da una Altri parte e muri. dall'altra che arrivano fino a questo strapiombo. No, dal nuraghe che portano lì, capito? Come se fosse utilizzata quella parte lì. Eh, Allora io mi immagino poteva tipo il Re essere Leone, quello. si sveglia di mattina, si affaccia lì e saluta i suoi sudditi. No, Ma non lo so, vabbè. c'è una pietra bellissima, cioè forse in un'altra immagine si nota bene. Comunque lo vediamo in tutte le salse, in tutte le direzioni. La visuale, come potete vedere, Mamma mia. è fantastica. Ecco qua. La- Si le lagune di vede, Colofino. come dici tu, si vede fino in Etruria. Esatto, lì sì. Ecco, Guardate. guardate che cavolo di pietrone è questo. Ecco qua. E poi Se c'è tu un altro noti, guarda, muro. esatto, lì ce n'è una lì, una ce n'è un po' più su, e poi anche lateralmente, diciamo, dalla struttura del nuraghe, lateralmente, è come se chiudesse da una parte e dall'altra, quasi Mhm. a inglobarlo nella struttura. Magari ci vediamo un 360 e lo capiremo meglio e tu ci racconti. Vedete, per farvi capire le dimensioni, perché magari
non sono comprensibili, ma peccato che forse così si vede C'è qualche foto dove ci siamo noi anche, quindi per far se capire voi... bene le dimensioni del sito che è importante. Questo è un avvicinamento. Sì, bello. Guardate che belle l'opera muraria. Ecco, là sotto si intravedono, visto che siamo passati Sì, sopra, si intravedono da le questo lato capanne. qui tutte le capanne. Aspetta, adesso Esatto. sto cercando, guardate, dall'alto ci Guardate scendiamo qui, proprio guardate dove sopra. si vede la capanna sotto, nel lato a destra. La vedi la capannetta, Marco? Esatto, sì, qua si nota, è un pugno nell'occhio in pratica. È bella importante, viste le dimensioni della torre. Guardate quanto siete piccoli voi. Siete dei puntini, siete. Sì, sì, sì. Esatto. Poi si vede Quindi quest'altro muro come questo bastione, no? Che passa parallelo alla torre centrale. alla torre centrale, che rimane, vedi, quasi tutta, è bella. L'unica cosa è che non c'è l'ingresso, non si capisce da dove si entrava. Mm. Girato e rigirato, eccetera. Non siete riusciti a Sì. trovare. Ho visto una croce, vabbè. C'è una croce disegnata sopra. Mi sa che era croce un punto fiduciario, come si chiama? Trigonometrico. Sì, insomma. Sì, come vedi, anche qua sulla sinistra è pieno di pietre, di crollo, ci sono altri muri. Però guarda che bello, guarda come è costruito su questa roccia, qua si Mm. vede sulla sinistra. Un roccione grande, imponente. Veramente E poi c'è questo muro sotto che è quasi un bastione di rinforzo, no? E poi lì non puoi ipotizzare che ci siano ambienti perché ci sono le Ma questo che rocce. cos'è? Un buco? Sì, vabbè, un buco di crollo. Ah, ok, si entrava da No, qua, niente. lato ovest. Esatto. Vedi questo. Ah, ok. Dimmi. Sono tornato Questo indietro. muro che c'è sotto che arriva fino praticamente a quella roccia, quella piatta, quella spiovente che dicevamo prima. Questo. Come a realizzare un piano qua sopra dove non so cosa. E credo che sia la foto che c'è tu dietro di te, questa in pratica. Sì, esatto. Ho visto anche l'armadio. Esatto. Vediamo sta Eccola. barracchetta. Ah, ok. Guardate un po', piena di buchi anche questa roccia. Fabio, oggi abbiamo parlato di diversi buchi. Sempre nella roccia, guardate l'imponenza di questo sito, ma che continua anche oltre la recinzione, se non sbaglio, insomma, mi è parso così di vedere. Vedete Continuiamo anche sempre. queste strutture, guardate qua, quest'altra anche, vedi che riempivano. Sì, sì, poteva essere un Qui bisogna terrapieno. fare una pulizia un po' più estesa. Di queste Per, però aspetta, sono foto prima della pulizia, eh. sì, vabbè, abbiamo Adesso pulito cerco, solo un lato. eccolo qua. Questo è il coso, è la capanna. Adesso in caricamento arriva la capanna per voi. Eccola. Guardate che bel muro, Ci metto pausa. bello imponente. Eh sì, veramente, veramente interessante. E ci sono delle altre strutture che ricordano poi l'intorno, e non è l'unica. In mezzo a quelle piante sono altre, non così definita come Ma questa, non così aspetta un ben attimo, tenuta, però. ma tu sei riuscita a girare veramente tutto il posto? Sicuramente c'è altra roba ancora da esplorare, no? No, più o meno. Guarda, l'altro giorno che sono riandato con i ragazzi, domenica scorsa, mi sono guardato tutto il lato, diciamo, verso il mare, che non avevo ancora visto, e anche lì è pieno Di pietre. diciamo, di tracce, sia Mm, pezzi di coci che cioè, tracce che ci fanno pensare che ci fossero delle strutture. ok, Quindi esatto. l'insediamento era molto, molto grande. Bene. Oggi sei tu Sabarra. il regista, prego.
La pubblicità devo mandare. Mandiamo la pubblicità e poi ci rivediamo dopo. No, vabbè, cos'altro c'è da dire? Cioè, Sicuramente, ascoltate, noi ci basiamo tantissimo per quanto riguarda il materiale, i pochi studi che ci sono, anzi, diciamo che non sono veri e propri studi, quelli fatti da Roberto Ledda, cioè Ledda è andato come facevamo noi in pratica, magari ha avuto tanto tempo e lo faceva di lavoro, se non sbaglio, Ledda. Roberto Ledda no. dei libri di cui hai parlato tu prima. Sì, non era, no, no, era un ispettore della sovrintendenza. Come si chiamano questi ispettore onorario della sovrintendenza? Quindi non penso che lo facesse per mestiere, Ah, però ci ha messo molto, perché mi sembra che il primo libro ha iniziato forse nel 75, se non sbaglio, 76, a lavorarci e l'ha pubblicato nell'85, forse ci ha messo 10 anni a farlo. comunque sono tanti siti che ha pubblicato all'interno del libro, un libro che non troverete in commercio, almeno io sono anni che lo cerco, ma ancora non l'ho trovato. Ci sono poche... Eh, tu ce l'hai? No, quello di Muravera no, originale. Quello di Villacrucis Anche io sì, ho quello di quello di Muravera no, Villacruz. però ogni tanto ne esce qualche copia su internet, la trovo in giro. Su Ne eBay. avevamo vista una in una biblioteca, biblioteca di Torino, l'avevamo visto in Ah, vendita. ammazza, cioè, pezzi rarissimi. Comunque noi ci basiamo su quel libro che è una sorta di Bibbia del Sarrabus, la Bibbia di Archeo Sarrabus. Sì. Esatto. Poi, vabbè, noi, come abbiamo detto anche nella prima puntata, abbiamo comunque aggiunto diversi nuraghi col censimento. eh, Tra cui quello E di oggi, quindi probabilmente è un tassello in più anche quello di oggi. quello di questo pomeriggio, sì, Sì. sì, perché non ce n'è traccia da nessuna parte. Sì. Adesso Federico bisogna ci, capire che cos'è. Federico ci consiglia di chiedere alla Marmora Sì, direttamente a perché lui. la Marmo non è salito lassù, sì, è rimasto giù a mangiare. Eh. Eh, Tra l'altro, dietro vedi una cosa che non abbiamo detto, mm. dietro la collina. Dall'altro, noi adesso che l'abbiamo visto, tutte le volte che abbiamo visto il video, abbiamo, diciamo, visto verso lato verso la laguna, no? Con sullo sfondo delle lagune di Colostre e di Ferragi. Sì. Dal lato invece della valle di Senni, lì sotto, è censito un insediamento, anche lì sotto, nella base, e probabilmente era collegato a un altro insediamento che c'è alla fine di quella valle, dall'altro lato, sotto Sacquasecis, che si chiama Quilisenni, anche quello un bel insediamento che sicuramente era grande, anche perché comunque a valle, sul letto del fiume, c'è tutte le caratteristiche Ma tu non l'hai ancora visto, per- però? Sì, che l'ho visto Ah, ok. 2 volte. Eh, E poi sì, tutti gli insediamenti intorno. No, quello non è che non è grandissimo, non è grande, però ci sono resti di insediamento in un territorio molto esteso là, quindi bisognerebbe un po' capire. Poi, vabbè, lì diciamo che ci è passata molto la mano dell'uomo perché, per esempio, sotto il nuraghe ci sono delle strutture che mi raccontavano che probabilmente erano come si chiama dove si faceva la quarantena nel Medioevo? Tipo Il il Lazzaretto. lebbrosario. Il Lazzaretto, esatto, mandavano la gente a fare la quarantena lì. Mm. Eh, ed era una struttura, cioè il resto sono una struttura molto grande, ma probabilmente vi auguro di però è figo perché praticamente ci sono tutti questi ambienti, questa diciamo sembra quasi una casa molto grande con questi ambienti quadrati rettangolari, Mhm. pavimentati con le pietre, cioè sono proprio pavimenti di pietra. Quindi un Eh, lastricato di pietre, insomma. esatto. Con questi poi intorno a questi recinti grandi, queste strutture, ci sono poi degli ambienti intorno Prima, tondi, cioè è un po'. prima Elena mi ha E poi fatto, dall'altra parte del ma fiume.
Ma in quanto tempo finirete di fare video sull'archeologia del Sarrabus? Io ho detto, Elena, oggi siamo alla terza puntata, al terzo episodio dei nostri live con 55 video in totale su YouTube e non siamo manca l'1%. Non siamo, no, sì, l'1% sì, dai, forse di quello che c'è nel Sarrabus l'abbiamo fatto, però siamo lontani, insomma, ce n'è da parlare. Credo per tutta la nostra vita è quella dei nostri discepoli e avi. Sì, Dopo anche perché finiamo noi prima. adesso stiamo parlando di siti, cioè stiamo andando, vedi come abbiamo fatto oggi, per esempio, come abbiamo fatto l'altra volta, stiamo parlando di cosa vediamo. Ok, siamo andati lì, c'è questo, quello che resta di un nuraghe, è un nuraghe che probabilmente, cioè, sicuramente è complesso perché ci sono le tracce delle altre torri, degli altri ambienti, però una cosa che a me piacerebbe fare dare un po' di profondità a tutto questo lavoro con uno studio che non dobbiamo fare sicuramente noi, ma ci dovrebbe essere qualche esperto che investe sul nostro territorio, sulle dinamiche, sulla Dinamiche focus per insediative del esempio dei Sarabus. metalli, su questi nuraghi che sono in riva al mare, nuraghi Murtas per esempio, Pirasto, o Pirastu che è proprio dentro l'acqua, o anche Sadume Sorku che è in riva Giberutuli, al mare. Ce ne sono Giberutuli. tantissimi di nuraghi che sono a parte vicini al mare, Ma ma anche cioè, nuraghi Murtas è dentro la laguna, voglio dire. esatto. Sì, sì, infatti tu supponi, ma anche in base a altri, anzi degli studiosi, si supponeva che il mare arrivasse lì, insomma, battesse la battigia fosse a pochi metri dal nuraghe, se non proprio sul nuraghe, in pratica, dei 4.000 anni fa. Sì, perché comunque è nella foce del Flumendose, quindi cioè, pensiamo a 4.000 anni di alluvioni, di terra portata da questo fiume, che oggi ci sono le dighe, quindi è rallentato, ma 4.000 anni fa era libero e chissà, poi sì, cioè, magari l'acqua, il livello del mare era più basso, ma era anche molto più basso il livello del terreno là, quindi Mhm, magari si creava questa certo. insenatura e magari era un approdo, era un porto. Eh sì, insomma, E allora? diciamo che di storie da raccontare ne abbiamo a uffa e soprattutto di invitati da ospitare ne abbiamo a quintali, ma speriamo anche di portarvi qualche archeologo o qualche studioso di storia del Sarrabus. Ok, noi ci occupiamo della parte pratica e facciamo delle osservazioni anche sfruttando gli studi fatti dagli archeologi e dagli scienziati, insomma. Però, come abbiamo già detto alla prima puntata, il nostro obiettivo è quello di aiutare il censimento, di coltivare questo censimento che non finisce più. E noi Sì, per sì. adesso siamo concentrati più sulla parte prenuragica e nuragica, ma sulla parte romana punica non è che ci stiamo spaccando la schiena sui lavori di quella tipologia, che sono siti che non mancano nel nostro territorio assolutamente. Ci Settimana saranno da prossima fare. e saranno da fare, mamma mia, dateci una mano, dateci una mano. Comunque volevo ricordare che il 5 di novembre noi abbiamo la pulizia del nuraghe Basolo, di cui abbiamo parlato la settimana scorsa. Vi stavo rinfrescando l'appuntamento, ci vedremo di sabato mattina, appuntamento alle 8, ma sui nostri social daremo tutte le informazioni, a che ora, dove e con chi unirsi per questa pulizia. Ricordatevi, ci sarà un super banchetto in un posto bellissimo di cui vedremo maggiori informazioni a più presto. Per cui stiamo facendo ancora la raccolta dei fondi per poter sostenere queste spese, ma Martino, dobbiamo dirlo, ci siamo quasi arrivati all'obiettivo per questo nuraghe. Sì, sì, infatti ne approfittiamo per ringraziare tutti quelli Ringraziamo. che hanno creduto in noi, che ci stanno sostenendo e che hanno donato.
Abbiamo quasi raggiunto l'obiettivo che ci eravamo prefissati, che è di 500 euro. 500 euro. Sì, quindi diciamo che questa pulizia è salva. E anche il pranzo. Anche il pranzo sarà un lauto pranzo, esatto. Esatto. L'unica cosa che vedete ancora, quel numero pari a 0 della motosega, ancora nessuno ci ha dato soldi per la motosega. Perché ci vogliono vedere lavorando a mano, ci vogliono vedere fabbricare, ecco, esatto. Esatto, quindi mi raccomando, allora, per poter donare archiosarrabus.it, vi scrivo il link qua come messaggio. Cosa ho scritto? Me l'ha scritta là. Oh, quante mi ha scritto? Ti sei messo in mezzo, Martino. Io. Poi ti spiego il perché. Va bene, nel Ok. frattempo che scrivi, Marco, qui anticipiamo la puntata di giovedì prossimo. Sì, assolutamente. Allora, Martino all'inizio del video era indeciso se dire che se è il nuraghe più grande del Sarrabus. Parleremo del nuraghe più grande del Sarrabus, Sadomo de Sorco che si trova vicino al mare, nel territorio di Castiadas. Quindi questa è l'anticipazione per la settimana prossima. Speriamo di avere il nostro carissimo ospite Danilo, che ci fa sempre già averlo così in chat con noi ci fa sorridere, quindi Sì, poi è esperto di lingua sarda e di toponimi, quindi avrà un sacco di cose da dirci. assolutamente sì, anche perché poi non anticipo niente per quanto riguarda questo nome, va. Quindi ci vediamo la settimana prossima. Va Un bacio a bene, tutti. Ok, ancora grazie per il sostegno, grazie per aver partecipato a questa diretta. Ciao Martino, noi ci sentiamo anche ciao, domani. grazie a tutti, grazie, ciao, alla prossima, ci vediamo giovedì. E la settimana prossima vi prometto ci sarà anche la sigla di chiusura. Ah, Ciao. figo. Yeah, ciao.